Caso vaccini, mentre il tempo stringe il braccio di ferro, Regione e Governo continua lo scontro politico sulla moratoria del Veneto, vede ora anche Forza Italia contro la Lega, eppure i sindaci si spaccano. Appello dell'Anci, linea comune o caos? Il parassita che ha causato la malaria alla bimba trentina di 4 anni morta a Brescia è lo stesso che aveva fatto ammalare le 2 bambine di ritorno dal Burkina Faso. Domani l'autopsia sul corpo di Sofia. 3 scosse di terremoto nel Bellunese, la più forte con grado 3.6 della scala Richter, l'epicentro a Voltago a Gordino, panico, centinaia di chiamate, Luxottica evacuata. Violenta rissa fra 2 bande di borseggiatrici in zona stazione a Venezia, la zuffa sotto gli occhi dei passanti che riprendono tutto con il cellulare. Bimbo vittima di episodi di bullismo in classe, 4 maestre indagate per abbandono di minore, non avrebbero vigilato sulla situazione, un nuovo caso invece pochi minuti fa. A Treviso, in un condominio di soli anziani di proprietà del comune, da 2 mesi gli ospiti sono senza TV per un guasto all'antenna, ma nessuno lo ripara. Uno di loro per la solitudine ha tentato il suicidio. Il prosecco da business non solo per i guadagni, nella Marca trevigiana in un anno raddoppiata l'occupazione del settore agricolo. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, il telegiornale del Veneto. Avete sentito, dunque si allarga ancora un nuovo capitolo, la polemica sui vaccini. Oggi abbiamo sentito qual è l'impostazione che intendono prendere diversi sindaci della nostra regione, poi si aggiunge un tassello, quello di Forza Italia Nazionale, che dice su questo bisogna seguire la linea del governo. Inevitabilmente si apre un caso politico nei rapporti con la giunta Zaia. Dobbiamo dare al più presto un po' di chiarezza alle famiglie. Io auspico che in brevissimo termine ci sia per ogni territorio almeno una linea condivisa. L'appello della Presidente dell'Anci Veneto a tutti i sindaci: troviamo una linea comune o sarà il caos per scuole e genitori. Guerra vaccini, atto terzo, sotto i riflettori ora ci sono loro, i primi cittadini. Riavvolgiamo il nastro. 2 giorni fa l'annuncio della Regione Veneto, moratoria di 2 anni per le idee materne. Ieri l'attacco del governo, impugneremo il decreto a costo di commissariare la sanità veneta. E proprio oggi le ministre Lorenzin, Sanità, e Fedeli, Istruzione, hanno scritto una lettera a Luca Zaia, testo riveda subito le sue posizioni. Nel frattempo però ecco l'atto terzo, i sindaci che si spaccano e la battaglia che da sanitari diventa politica. I primi cittadini di centro-sinistra si schierano con il governo. Avanti con l'obbligo, no alla moratoria. Tra i primi a rompere gli indugi ieri Giovanni Manildo a Treviso, ma non è il solo, anche Sergio Giordani a Padova segue le indicazioni del Ministero. Francamente non capisco queste cose qua. Penso che sia una cosa corretta, faccio fatica a capire perché non ci devono essere i vaccini. La Lega sull'altro fronte, anche per uno come il sindaco di Castelfranco che crede nei vaccini ma... Rispetto però a quelle mamme che sono venute a trovarmi, ad esempio una con 4 figli, avendo vaccinato i primi 2 ha scelto di non far per gli altri 2, una mamma che ha un bambino e ne aspetta un altro, che chiede il diritto di essere informata e fare una scelta consapevole. A creare ancora più scompiglio Forza Italia. Stamani i vertici parlamentari degli Azzurri, Renato Brunetta e Paolo Romani, hanno intimato a Zaia: allineati con il governo. Apriti cielo, Matteo Salvini cannoneggia, sto con Zaia, Forza Italia si occupi di altro. È fibrillazione e non è un caso che a Conegliano il sindaco, che è anche coordinatore provinciale degli Azzurri e governa con il Carroccio, si sia preso 2 giorni di tempo per decidere. Stiamo valutando cosa sia meglio, come è normale che sia per i nostri cittadini, tenendo in considerazione sia le ragioni di chi non ha vaccinato, sia le ragioni di chi invece ha proceduto a vaccinare i ragazzi. In mezzo ci sono loro, i genitori, che restano in attesa mentre il tempo stringe e nessuno sa come muoversi. E allora vediamo cosa ne pensano in giro per le città del Veneto. Abbiamo chiesto proprio ai genitori se sono d'accordo nello spostare avanti di 2 anni l'obbligo vaccinale per i bimbi da 0 a 6 anni. Secondo me ha fatto bene, deve valutare bene la situazione prima di prendere una decisione. Che sia irresponsabile, che io ho un bambino che entrerà alla scuola materna quest'anno e credo che sia ingiusto e indelicato nei confronti di altri bambini metterli a contatto forzatamente con bambini che potrebbero avere delle malattie. Visto che i nostri figli insomma, andranno a scuola e frequenteranno luoghi abbastanza affollati, secondo me il vaccino è fondamentale. I soliti pasticci che fanno il Ministero della Salute, che non sanno neanche loro cosa fare, perché
Adesso che i bambini non possono andare a scuola senza vaccini mi sembra una cosa un po' aberrante, perché è la classica zaiata. Oddio, questa è una questione politica che si viene ad incrociare comunque con la questione della salute e della medicina. Sono due temi molto forti che si scontrano. Non è uno scherzo la salute soprattutto dei bambini, poi uno da adulto può fare quello che vuole, ma la verità sta in mezzo, più organizzazione e meno confusione, sono sempre fatte le cose all'italiana. E ne parleremo questa sera a 20:10, saranno ospiti l'assessore del Comune di Treviso che di istruzione si occupa, Anna Caterina Cabino, e il consigliere regionale della Lega Nord Alberto Villanova. Dunque vaccini al centro anche del dibattito questa sera a 20:10. Ora le novità sulla morte della piccola Sofia, nessun esito dalle trappole per cercare la zanzara killer all'ospedale di Trento. Una certezza c'è, l'infezione che ha ucciso di malaria Sofia è lo stesso parassita che aveva colpito le due bimbe ricoverate al suo fianco nella stanza a Trento. Domani l'autopsia e poi abbiamo cercato un eventuale nostro errore e non lo abbiamo trovato. Così si esprime il primario dell'ospedale di Trento. Rispetto alla volontà di mio fratello di non parlare. Abita a Villorba, in provincia di Treviso, dove è originario anche Marco Zago, il padre della bimba di 4 anni morta domenica di malaria autoctona. Sarà eseguita domani all'Istituto di Medicina Legale di Verona l'autopsia sul corpo della bambina. Sono 2 le inchieste a Trento per omicidio colposo che serviranno a fare luce su quanto avvenuto. Intanto all'ospedale di Trento hanno dato esito negativo le ricerche degli insetti che potrebbero, secondo una delle ipotesi, aver trasmesso l'infezione dalle 2 bimbe appena tornate da un viaggio in Burkina Faso alla piccola Sofia, ricoverata al loro fianco. Il parassita, ormai è certo, è lo stesso. Trappole e sostanze speciali per la ricerca delle zanzare vettore non hanno catturato nulla di significativo, mentre il reparto è stato interdetto anche a medici e infermieri. Io credo che il caso di Trento sia più che altro una malaria che somiglia a quella aeroportuale, cioè questi bambini hanno portato secco non solo la malaria, condizione indispensabile, ma probabilmente anche qualche insetto. I carabinieri del NAS hanno sequestrato le cartelle cliniche di Sofia. Abbiamo cercato di capire se abbiamo fatto degli errori nelle procedure, perché per un contagio ci vorrebbe un contatto di sangue, ma non lo troviamo, dice il primario di pediatria di Trento, Nunzia De Palma. Ci vuole una spiegazione per quanto accaduto e non so se saremo in grado di trovarla, svela. In Italia non si è mai visto un assembramento di queste zanzare, anche se bisogna dire potremmo prepararci, perché con questi climi e soprattutto con l'immigrazione dobbiamo stare attenti, perché è cambiata la prospettiva. Anche questo va considerato per la vaccinazione. Dovremmo controllare chi viene, come fanno gli Stati Uniti, come fanno gli altri paesi civili. Quindi noi importiamo immigrati senza uno status vaccinale. Ed è di un morto e di un ferito grave il bilancio di 2 incidenti nel Veronese. Il più assurdo di questi, un 60enne che è stato travolto dalla moglie a pochi passi da casa, davanti al garage, mentre lei stava facendo manovra, e ora è ricoverato in gravi condizioni. Una distrazione incredibile, assurda. Il marito sullo scivolo del garage, ma la moglie al volante dell'auto per parcheggiare la vettura non lo vede e scendendo lo travolge. Il dramma ieri pomeriggio a Mozzecane, l'urlo dell'uomo, un 60enne, e lo shock della consorte che lo vede a terra in gravissime condizioni. Chiama disperata il SUEM, la situazione è talmente seria che arriva l'elio soccorso per trasportarlo d'urgenza in ospedale a Verona. Ora il 60enne lotta tra la vita e la morte, vegliato dalla moglie disperata. Non ce l'ha fatta invece all'alba di oggi il 47enne di Roverchiara che si trovava in sella alla sua Vespa sulla strada statale 434 Transpolesane, in località Palesella. Viaggiava in sella alla Vespa in direzione Rovigo poco prima delle 5 quando è avvenuta la tragedia. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale, ma dalle condizioni del corpo ritrovato sembra che dopo essere caduto a terra sia stato travolto da un'auto. Un altro camionista che sopraggiungeva si è subito fermato per prestare i soccorsi, ma la situazione è parsa immediatamente drammatica. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Dopo un'estate pesante per Venezia con i tanti episodi di degrado raccontati, pensavano che in questi giorni con l'alleggerimento della pressione dei turisti potesse andare meglio. Poi spunta questo nuovo video. Il video
video girato in mattinata e diffuso su Facebook dal leader dei cittadini non distratti, Franco Dei Rossi, ritrae un violento scontro tra due gruppi di borseggiatrici di fronte alla stazione ferroviaria. A documentare l'episodio uno dei veneziani della rete di sorveglianza auto-organizzata che in questi giorni sta facendo di tutto per sollevare l'attenzione pubblica sul tema. Siamo ormai una cinquantina di cittadini e il numero continua a aumentare, spiega Dei Rossi. Abbiamo una sorta di telefono amico. Quando uno di noi si imbatte in un borseggiatore si mette in contatto con gli altri. Questo ci aiuta a capire cosa stanno facendo e dove sono queste persone in ogni momento. Il problema è cresciuto esponenzialmente rispetto allo scorso anno e l'anno prossimo sarà ancora peggio. Noi cerchiamo di tenere d'occhio il più possibile queste persone, segnalandole di volta in volta alle forze dell'ordine. Se le vediamo rubare però, conclude, interveniamo direttamente avvisando i malcapitati turisti. L'episodio delle scorse ore non è certo una novità in quella zona di Venezia. Circa un mese fa un'altra rissa tra bande diverse di borseggiatrici era avvenuta su un vaporetto in mezzo alla folla di viaggiatori. Secondo quanto sostiene il comitato di cittadini, le bande organizzate che si sfidano per il controllo del territorio sono almeno due. Una arriva in treno dai campi Rom di Milano, l'altra da quelli di Roma. 3 giovani sono stati arrestati dalla polizia e carabinieri con l'accusa di essere gli autori di una rapina ai danni di un'anziana residente in una frazione di Belluno, avvenuta la sera del 22 luglio scorso. I malviventi si erano introdotti nell'abitazione della vittima e dopo averla immobilizzata con fascette da elettricista avevano asportato denaro e oggetti preziosi per un valore complessivo di circa 1.500 euro. All'individuazione dei sospettati si è giunti attraverso l'analisi di alcune migliaia di targhe di autoveicoli riprese da videocamere di sorveglianza del comune di Belluno, fino a giungere a una vettura di marca Audi, la cui presenza era compatibile con l'ora della rapina. Le indagini inoltre hanno evidenziato elementi di analogia con ricerche già attivate dai carabinieri di Feltre, sempre nel Bellunese, in merito a episodi simili registrati a distanza di pochi giorni. Però la zona del Bellunese è al centro di altri episodi nella giornata di oggi. Parliamo dello sciame sismico che ha preoccupato molti. La prima scossa attorno alle 14:20, 3.6 la magnitudo, ha costretto all'evacuazione anche i dipendenti della Luxottica. Gran spavento nel pomeriggio di oggi nel Bellunese per le 3 scosse di terremoto in fila che hanno riguardato la zona di Voltago. La prima è più potente alle 14:22, proprio a Voltago a Gordino con magnitudo di 3.6. 4 minuti dopo, secondo quanto riferisce l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, il secondo sisma da 2.6 nella zona di Taibon e alle 14:30 la terza scossa, 3.1 ancora a Voltago. Movimenti tellurici che hanno fatto seguito a quello di Miane nel Trevigiano in mattinata. Non si registrano danni o feriti, ma la paura è stata tanta. Lo testimoniano le numerose chiamate di richieste di informazioni giunte alle forze dell'ordine. Oltre a sisma, infatti, pare sia stato avvertito un forte botto che ha spaventato molti. E che si sia trattato di episodi da non sottovalutare lo dimostra anche il fatto che la dirigenza di Luxottica abbia deciso immediatamente l'evacuazione degli stabilimenti di Agordo e Cencenighe. I dipendenti hanno lasciato il proprio posto di lavoro per sostare nei piazzali in attesa di capire cosa stesse accadendo e quale fosse l'effetto delle scosse. Il controllo effettuato dai vigili del fuoco non ha rilevato anche in questo caso la presenza di eventuali lesioni agli immobili. In giornata, durante la riunione in provincia, è stata preallertata la protezione civile in caso di necessità per le prossime ore. Poi a Vicenza, dove è sempre più alta la tensione sul fronte profughi, i residenti e i commercianti di via Medici protestano per il degrado che avrebbero portato appunto i richiedenti asilo che sono ospitati all'hotel Adele. Attenzione, c'è un quartiere che sta esplodendo a Vicenza e la bomba innescata è questa, si chiama Hotel Adele. Gli hotel, devono fare gli hotel! Punto e basta. No, prendere tutti sti ragazzotti qua che non fanno niente dalla mattina alla sera, la gente è avvelenata. La gente è avvelenata. Siamo a ridosso del centro storico di Vicenza e questo albergo da 2 anni non ospita più turisti ma migranti. L'insegna porta la scritta hotel, in realtà è un hub, l'autorizzazione è per struttura alberghiera ricettiva, quindi non potrebbero fare l'accoglienza che fanno, ma dovrebbero ospitare cittadini normali che vengono qua magari per turismo, per lavoro e quindi trovare una camera d'albergo normalmente. Invece le camere d'albergo sono occupate normalmente da un centinaio di profughi che ormai hanno invaso il quartiere e chi abita a fianco all'hotel si dispera. Se voi volete venire ad abitare qua dove abito io,
tremendo, guardi, di giorno, di notte, qualsiasi ora è un disastro. In più provate a filmare dietro a vedere cosa c'è. E allora andiamo sul retro dell'albergo ed ecco cosa troviamo. Guardi, lungo la siepe che c'è lì, vanno a urinare tutto il giorno, invece di andare dentro si mettono lì a urinare, insomma non è una cosa normale, no? Sputi, urinano, di tutto fanno. Io ho portato 400 firme, abbiamo fatto una petizione. Sentito? I cittadini hanno raccolto 400 firme e le hanno presentate al sindaco Achille Variati, che gli ha pure dato ragione. E mi ha risposto che ho ragione, che è vero che la situazione è così, però non ha fatto nulla e manco si è presentato il sindaco. Quindi non so cosa pensa di fare. Chiediamo al sindaco che per una volta per tutte si faccia vedere in via Medici e ascolti i cittadini. Noi chiediamo a tutti gli enti preposti, quindi alla provincia, al comune, ai vigili del fuoco e all'ULSS, se sono stati fatti tutti i controlli del caso per verificare se la destinazione alberghiera è corretta, se vengono rispettate le regole. Qualora non venissero rispettate, quindi chiediamo gli atti conseguenti fino alla revoca della concessione. Hotel o hub? Perché questa è una cosa che deve essere chiara. Questo è un hotel o un hub? Diciamo H.Adele. Esatto, H.Adele. Quale H però? Intanto una campagna per sensibilizzare i migranti sui pericoli che corrono nelle stazioni ferroviarie dopo gli ultimi episodi è partita a Venezia. Dopo gli episodi nelle stazioni ferroviarie di Napoli e Palermo, anche la Polizia Ferroviaria di Venezia lancia la campagna realizzata per sensibilizzare i migranti rispetto ai pericoli connessi con un utilizzo improprio del mezzo ferroviario. Il passaggio dei profughi riguarda infatti anche le vie di comunicazione ferrate e finisce per tradursi talvolta in comportamenti estremamente pericolosi. Non bisogna camminare lungo linea ferroviaria perché è pericolosissimo in quanto il treno non si sente arrivare solo all'ultimo secondo. Non viaggiare sopra i tetti dei carri. E molti altri, sono 4 i migranti già deceduti nei primi 6 mesi dell'anno e altrettanti i feriti, con un trend in deciso aumento rispetto al 2016. Ecco perché la Polfer ha lanciato questa campagna di sensibilizzazione. È diretta agli stranieri, specialmente ai migranti stranieri che abbiamo ospiti qui in Italia, ed è rivolta principalmente per metterli al corrente di quelli che possono essere i pericoli a cui si possono trovare a confrontarsi sulla linea ferroviaria. L'iniziativa è caratterizzata dalla distribuzione di brochure informative multilingue. In varie lingue sono illustrati questi pericoli a cui si può andare incontro e questi deplean poi saranno distribuiti presso le maggiori stazioni o comunque presso i nostri posti di polizia ferroviaria, presso i centri di accoglienza, ovvero presso tutti quei posti dove sappiamo che possono transitare queste persone. Gran paura nella giornata di oggi, un ragazzino di 14 anni è finito all'ospedale di Padova per aver perso i sensi dopo che per gioco si era stretto le mani al collo. Trasportato, dicevamo, svenuto al pronto soccorso di pediatria, nel tardo pomeriggio il giovane si è ripreso e ha detto ai medici di aver partecipato a un gioco di moda tra i coetanei, una sfida in cui ognuno si stringe la gola con le dita fino alla soglia dello stordimento. Il ragazzino, che è tornato a casa non prima di aver promesso però ai medici che non lo avrebbe fatto più, sta meglio. Non è l'unico caso che riguarda i bimbi a scuola nelle ultime ore. Un'inchiesta dopo una vicenda pesante avvenuta in un istituto della provincia di Padova ora vede indagate anche le maestre per abbandono. Vediamo. Abbandono di minore è l'accusa con cui sono indagate 4 insegnanti di una scuola elementare dell'Alta Padovana. È una vicenda legata a presunti atti di bullismo avvenuti nello scorso febbraio, che ha avuto in queste ore uno sviluppo giudiziario. Il pubblico ministero infatti chiede l'archiviazione dell'inchiesta, ma il padre della presunta vittima e il giudice per le indagini preliminari si oppongono, tanto che il magistrato ha fissato un'udienza a porte chiuse per il prossimo 22 settembre per approfondire la vicenda, che potrebbe dunque portare al processo. Tutto era partito dall'aggressione di un genitore
genitore nei confronti di un compagno del figlio che avrebbe commesso atti di bullismo. Pochi giorni dopo il genitore presenta anche denuncia ai carabinieri, accusando 3 compagni del figlio di averlo preso di mira sia in classe che al termine delle lezioni, e così nel mirino finiscono le 4 insegnanti che non avrebbero vigilato. Partono le indagini, emerge un quadro di dispetti, minacce e litigi tra ragazzini, ma nessuno aveva notato episodi così gravi. Sta di fatto che la vicenda non finisce qui, dunque il padre della vittima, tramite l'avvocato, si oppone all'archiviazione e le parti si ritroveranno in aula il 22 settembre. Il mega furto nel negozio Prada a Venezia, è bastato rubare una giacca. Un furto degno di Arsenio Lupin. Lunedì sera un abile ladro con ogni probabilità di origine asiatica ha rubato una preziosa giacca in pelle di coccodrillo nel punto vendita Prada di Campo San Moisè a Venezia, per un valore di 50.000 euro. Non è chiaro come il malvivente sia stato in grado di portarla via, dal momento che il furto è avvenuto verso sera, quando la boutique era ancora aperta. Dai fotogrammi del sistema di sicurezza, però, si vede l'uomo sfilare il prezioso capo dal manichino e inserirlo all'interno di una busta per poi uscire dal negozio come se nulla fosse. Il sistema di sicurezza non sarebbe dunque scattato. Probabilmente il ladro è riuscito a manomettere il sistema antitaccheggio. Gli agenti di polizia di Venezia sono alla ricerca del ladro nella speranza di riuscire ad identificarlo e rintracciarlo sulla base delle registrazioni della videosorveglianza. 3 turisti tedeschi sono stati denunciati la scorsa notte dai carabinieri del radiomobile di Peschiera del Garda, nel veronese, a Cisano di Bardolino, per aver sradicato un cartello stradale mentre in preda ai fumi dell'alcol stavano rientrando nel campeggio che li ospita. I 3 giovani sono stati bloccati dai militari con il segnale ancora nelle loro mani. Oltre alla denuncia per danneggiamento aggravato, i ragazzi sono stati sanzionati per ubriachezza molesta. Ora una vicenda che ha del paradossale. Da 2 mesi gli anziani di una palazzina del comune di Treviso sono senza televisione. Un fulmine ha bruciato un'antenna, non c'è verso di farla riparare e c'è chi senza la compagnia della televisione negli ultimi giorni ha anche pensato al gesto estremo. Ormai l'aveva presa, è arrivato in ospedale, ho parlato anch'io con il medico e la stessa versione è questa. Ha preso le pastiglie perché era senza televisione. Cioè uno stava tentando il suicidio? Esatto, sono 2 mesi che sono presi così. Ha del paradossale la vicenda che vi narriamo. Borgomestre, quartiere San Zeno, Treviso. Questa è una palazzina del comune dove vivono 8 famiglie di anziani, un condominio sociale con persone non autosufficienti ed altre che comunque sono seguite dalle case di riposo cittadine. E da 2 mesi in nessuno degli appartamenti funziona la televisione, che per gli anziani, oltre che strumento di informazione, è soprattutto di compagnia, con il risultato che dopo 2 mesi di solitudine uno dei condomini ha deciso di togliere il disturbo ingerendo delle pastiglie. E solo la fortuna di un passaggio dell'assistenti e il pronto ricovero ha scongiurato il gesto estremo, e tutto per un impianto di ricezione che un fulmine ha definitivamente messo fuori uso. Allora abbiamo telefonato per far venire fuori quelli del comune e sono arrivati dopo una ventina di giorni. Hanno mandato 2 elettricisti, neanche antennisti, 2 elettricisti che sono saliti, oltretutto non avevano la chiave per poter accedere ai locali. Alle 7 di sera abbiamo dovuto chiamare un assistente domiciliare, soliti casini, eccetera. Finalmente guardano l'antenna e dicono: è rotta l'antenna. Ma questo lo sapevamo anche noi che era rotta l'antenna. Ha detto: bisogna sostituirla. Andiamo e facciamo il rapporto. Nel frattempo, pur di avere l'antenna funzionante, hanno comunicato al comune che si sarebbero autotassati. Ripariamo l'antenna e poi ce le tratteniamo ovviamente dall'affitto, perché l'antenna è del comune. Non hanno neanche risposto. Così, nella disperazione della solitudine, i nonni di Borgomestre ci hanno chiamato chiedendo aiuto per un appello al sindaco. Ripariamo l'antenna e poi ce le tratteniamo ovviamente dall'affitto, perché l'antenna è del comune. Non hanno neanche risposto. Quindi cosa chiedete al sindaco? Noi chiediamo al sindaco di intervenire subito, di non indire, perché qua succedono queste cose strane, per cambiare l'antenna sono capaci di fare un consiglio comunale, oppure ce lo dicono chiaro e tondo, no? Guarda, voi siete vecchi, vi diamo una pilloletta e buonanotte. Ora attendono solerte risposta da Cassugana, altrimenti saremo noi della televisione ad intervenire direttamente. Del resto di antenne ce ne intendiamo.
Così ubriaca da essere convinta di poter guidare lo stesso. Successo all'Home Festival a Treviso, dove in 4 giorni la Polstrada ha ritirato 18 patenti e elevato multe per 15.000 euro. 159 sanzioni per un importo totale di 15.000 euro e 360 punti patente decurtati. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia Stradale all'Home Festival. Alcol, droga, uso del telefonino alla guida e mancato uso delle cinture, le condotte sanzionate. 800 i giovani controllati, messi in campo 70 pattuglie, oltre 150 uomini tra l'ex dogana, il mercato ortofrutticolo e le principali direttrici viarie. I numeri sono purtroppo alti, come in tutte le occasioni in cui facciamo molti controlli, perché 18 patenti in 4 giorni sicuramente è un numero elevato. Di buono c'è che le buone abitudini cominciano a farsi vedere, perché abbiamo riscontrato un elevatissimo numero di persone che, uscendo dalla manifestazione e vedendo i diversi posti di blocco delle forze dell'ordine, hanno chiesto di poter effettuare i test precursori per l'alcolemia e quando questi erano positivi non si sono poi messi alla guida. Altrettanta prudenza non hanno avuto i 5, 3 ragazze e 2 ragazzi denunciati per guida in stato di ebbrezza. Abbiamo avuto un caso in particolare di una giovane romana che ha voluto a tutti i costi guidare la macchina di un'amica, che invece fortunatamente si era rifiutata di guidare perché aveva bevuto troppo, mentre invece l'amica, che riteneva di poterlo fare perché non era assolutamente nel pieno possesso delle sue facoltà, a questa ragazza poi è stato riscontrato un tasso di alcolemia elevatissimo, superiore a 2, il che probabilmente era anche il motivo per cui era così convinta di poter guidare senza problemi. Sul fronte viabilità le migliorie apportate quest'anno vengono promosse dalla Polstrada. Sicuramente abbiamo riscontrato un miglioramento dal punto di vista della viabilità, soprattutto nella gestione pedonale, che non è stata comunque impeccabile, nel senso che qualche comportamento pericoloso l'abbiamo riscontrato lo stesso, però sicuramente molto migliorata rispetto agli anni passati. Il Prosecco, siamo abituati, è da record, ma quando i numeri raddoppiano in termini di posti di lavoro è davvero una buona notizia. Sarà l'effetto voucher, sarà il gradimento mondiale per il Prosecco, fatto sta che in agricoltura raddoppiano le assunzioni. Una crescita iniziata già nel 2016 e che anche quest'anno continua con numeri davvero importanti. Le nostre aziende hanno voglia di legalità e chi gestiva esclusivamente voucher quest'anno ha fatto la scelta di diventare datore di lavoro a tutti gli effetti, quindi aprendo le posizioni datoriali e procedendo con le assunzioni. In percentuale quanto siamo di aumento? Più del doppio. Grande lavoro per gli uffici di consulenza alle aziende agricole, come a Confagricoltura Treviso, dove sottolineano come innegabilmente il surrogato dei voucher non abbia per nulla convinto i nostri imprenditori della terra. Dopo le prime riunioni che abbiamo fatto, dove gli abbiamo spiegato il nuovo procedimento delle prestazioni occasionali ex voucher, hanno già capito che quello non era il loro strumento, e quindi noi gli abbiamo proposto perché la gente comunque voleva regolarizzare i vendemmiatori, e quindi abbiamo fatto tutti questi nuovi contratti. I numeri di Veneto Agricoltura parlano chiaro. Nel 2016 nella sola provincia di Treviso sono oltre 18.000 gli occupati tra i campi, con un aumento di quasi il 60% come lavoro dipendente, del 97% a partita IVA e similari. Meglio della Marca solo il Veronese, con oltre 24.500 posti di lavoro nel settore primario, anche se l'aumento dei dipendenti è leggermente più basso, attestandosi al 56% in più rispetto alla stagione 2015. E non è detto che il cambiamento voucher contratto dipendente sia economicamente più oneroso per le aziende, in particolare per chi ha già dipendenti e si colloca in zone svantaggiate come le colline di Valdobbiadene. Il costo di un operaio a tempo determinato e di un eventuale ex, chiamiamolo così, voucherista è abbastanza simile, non c'è molta differenza. Si va da una, chiamiamola così, retribuzione di un potenziale ex voucherista di 8,95 € contro un 9,09 €, diciamo, di un tempo determinato. E in agricoltura i contratti a giornata fanno parte della storia dei braccianti. Il contratto di lavoro a tempo determinato a giornata in agricoltura esiste da sempre, diciamo, ecco. Chiaramente per la vendemmia però magari il voucher, che era più semplice, veniva usato di più, ecco. Chiaramente non essendoci più quella semplicità, l'agricoltore ha deciso di cambiare strada. Bene, ora resta il tempo per le previsioni meteo delle prossime ore insieme ad Alice Montagnier. Grazie, buona serata.
Il tempo peggiora su buona parte delle nostre regioni con fenomeni anche di forte intensità. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo che peggiora gradualmente a partire dai settori orientali con l'arrivo di rovesci e temporali possibili su gran parte delle nostre province, ma distribuiti in maniera irregolare e meno probabili su Veronese e Rodigino. Diamo uno sguardo anche alle temperature, le massime risultano essere comprese tra i 22 e i 27 gradi, minime intorno ai 16-20 gradi circa. Condizioni di cattivo tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà via via più instabile con rovesci e temporali anche forti e possibili locali grandinate. Temperature massime comprese tra i 21 e i 24 gradi, valori notturni attesi tra 16 e 19 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Sul Trentino centrale saranno più frequenti i temporali, più soleggiato sull'Alto Adige e sul Trentino meridionale. Diamo uno sguardo anche alle temperature, le massime sono attese intorno ai 21-23 gradi, valori notturni previsti sui 14-18 gradi circa. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti moderati orientali. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci.